Presidente, lei ci sta dicendo che le liberalizzazioni potrebbero uccidere il commercio nei piccoli centri? Beh, quello che è già stato fatto negli anni è la dimostrazione che si continua così, non solamente i piccoli centri, anche i centri medi rimarranno completamente vuoti dai servizi di vicinato e dai negozi che sono sempre stati in qualche modo una sentinella in più nel controllo del territorio e dell'ordine pubblico all'interno di ogni comunità. L'altro aspetto che sta invece emergendo, ma che qualcuno non ha ancora il coraggio di dire, è che anche tra i grossi c'è qualcuno che scricchiola e questa situazione non può essere altro che un accelerare un ulteriore impoverimento della concorrenza per rimanere poi in mano solo a qualcuno quello che è il vero business. Il business è far sì che siano pochi che fanno l'utile e invece di dividerlo in tanti.